Veneto 1 con voi. Focus Attualità. Bentrovati ad un nuovo spazio di approfondimento sui 97.500 MHz di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Il benvenuto va al senatore Gianni Girotto del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo. Con lui affronteremo alcuni temi in primo piano dell'agenda del governo e del paese e delle misure che stanno mettendo a punto. A breve, senatore Girotto, rinnovo dei CDA delle partecipate pubbliche. Una delle più importanti è l'ENI. Data la vostra particolare propensione ai temi energetici e ambientali, possiamo avere una qualche anticipazione su come intendete affrontare questa delicata realtà? Sì, la ringrazio della domanda, perché questo veramente è il quarto punto, diciamo così, di un poker di concetti che deve essere molto chiaro. Il primo è che l'Europa finalmente è pronta per una svolta green e lo sentiamo dalle dichiarazioni della von der Leyen, dalla Germania, da tantissimi soggetti che appunto hanno capito che non è più ritardabile questa transizione. Il secondo è che l'Italia è pronta a fare la sua parte, ha delle tecnologie molto innovative e anzi siamo stati noi a spingere per l'innalzamento degli obiettivi in termini di energie rinnovabili e invece di diminuzione degli inquinanti per le automobili, per cui assolutamente stiamo facendo la nostra parte. Ed ora quindi il tema principale è recepire le direttive europee, perché faccio presente che ci sono una serie di pacchetti sui rifiuti e sull'energia che tutti gli stati membri devono, perché è obbligatorio recepire le direttive europee, non è facoltativo, è obbligatorio, e quindi la misura principale politica italiana sarà il recepimento di queste normative. In più il terzo punto è che finalmente l'Europa si è decisa a istituire una carbon tax, quindi una tassa sulle emissioni emissive. Ora il quarto punto, per quanto riguarda l'Italia, è proprio il comportamento di tante grandissime aziende a partecipazione pubblica. Non c'è solo Eni, c'è anche Enel, c'è Leonardo Finmeccanica, c'è Fincantieri, c'è Terna, una serie di aziende. L'Eni certamente ha un grossissimo ruolo, sappiamo che è il nostro, diciamo così, campione nazionale per quanto riguarda le energie fossili. Da tempo Eni ha dichiarato pubblicamente ed ufficialmente ai propri soci che vuole transare e quindi anche lei passare a tecnologie innovativi più sostenibili, e devo dire che qualcosa è stato fatto, però decisamente troppo poco. Allora partiamo da che cosa è stato fatto. Sicuramente le nuove raffinerie che sono state poste in essere sono estremamente più pulite e più circolari rispetto a quelle precedenti. In più il grosso salto di qualità che va nella direzione giusta è stata la conversione, e qui a Marghera, quindi qui a un tiro di schioppo da Treviso, abbiamo il primo esempio. È stata convertita una raffineria che era assolutamente tradizionale, per cui raffinava il petrolio e lo trasformava nei vari carburanti, adesso invece lavora esclusivamente con materiale vegetale, quindi non raffina più il petrolio, non fa più carburanti basati sul petrolio, insomma la classica benzina, il classico gasolio, GPL eccetera, ma lo fa partendo da oli vegetali. Ora, questa è la notizia buona. La notizia meno buona è che il grosso del suo approvvigionamento in questo momento è ancora l'olio di palma, e quindi non va bene, perché andiamo a devastare altri territori per coltivare l'olio di palma. Andrà decisamente meglio nel momento in cui l'Eni, e io la esorto vivamente e rispondo alla sua domanda dicendo che noi sceglieremo come nuovo CDA una persona che sia estremamente sensibile e abbia la volontà di perseguire questi progetti. Dicevo, sarà decisamente più positivo nel momento in cui ci saranno ulteriori progetti in cui, anziché coltivare l'olio di palma devastando foreste, si passerà per esempio al ricino che è già in fase di sperimentazione in Tunisia su 150 ettari, ma attenzione, su territorio desertico su cui non cresce la classica mazza, non c'è nulla, quindi non si va a fare un danno ambientale, ma al contrario si crea un ecosistema vegetale su cui poi ci potrà essere un circuito virtuoso di recupero ambientale. Ecco, in questo momento
Il progetto è in fase sperimentale, 150 ettari, ho visto le fotografie con le piante di ricino già cresciute. Il ricino è una pianta molto oleosa, con il suo olio si possono fare degli ottimi biocarburanti, e ricordo che i biocarburanti saranno per molti anni ancora insostituibili, soprattutto se parliamo di aeroplani, perché prima di avere aeroplani elettrici passerà ancora molto tempo, ma anche le navi che fanno centinaia, migliaia di chilometri, e anche camion pesanti che ugualmente devono fare tragitti molto lunghi, anche se noi cercheremo di spostare sempre di più su ferrovie, treni e appunto sfruttare le autostrade del mare, e in questo caso appunto ci vorranno biocombustibili a base vegetale. Quindi questo è un progetto, ma che deve essere ampiamente sviluppato, perché 150 ettari è solo un minimo di sperimentazione, quindi io mi auguro che l'ENI voglia seguirlo con grandissima attenzione. Ma hanno anche il direttore una tecnologia veramente uso il termine fantastica, perché per noi è veramente molto significativo, quella di trasformare quei rifiuti che finora li abbiamo portati agli inceneritori. Parlo dei CSS, parlo del Forsu, parlo addirittura del Plasmix. Ecco, il CSS e il Forsu, diciamo, sono i rifiuti, diciamo così, urbani. Il Plasmix, magari molti non conoscono questo termine, sono tutta quella serie di rifiuti plastici misti di cui non si sa cosa fare, perché sono poliaccoppiati, perché sono plastiche di varie tipologie, sono tante parti di automobili che hanno centinaia di parti plastiche al loro interno. Tutte queste plastiche vengono semplicemente triturate al momento, quindi viene fatta una sabbietta, una polverizzazione, ma ancora non si sa come riciclarle. Ora Eni è in possesso delle tecnologie per trasformare questi materiali in combustibili, e attenzione, tra questi rifiuti, quindi tra il Plasmix e questi rifiuti, ci sono anche tutti i vestiti, cosa che sembra banale, ma per chi ha visto un recente servizio della RAI, non mi ricordo se era Linea Verde, Presa Diretta o altra, faceva proprio un corposo approfondimento sul fatto che produciamo milioni di tonnellate di rifiuti di abbigliamento che in questo momento vengono semplicemente stoccati. Pensate che solo vicino a Napoli ci sono 6 milioni di tonnellate di balle di rifiuti che sono lì, e in questo momento l'unico, diciamo così, utilizzo potrebbe essere quello dell'inceneritore, che non vogliamo assolutamente. Quindi e concludo rispondendo alla sua domanda: noi sceglieremo come rinnovo nuovi consiglieri di amministrazione, nuovo amministratore delegato, persone che puntino a queste tecnologie che sono già nel portafoglio tecnologico di Eni, e quindi io auspico ad Eni di implementarle il più velocemente possibile, perché la notizia ugualmente buona è che non solo facciamo un favore all'ambiente, ma lo facciamo anche economico, perché sono progetti che economicamente sono vantaggiosi rispetto a quello che sono i costi attuali di smaltimento di questi rifiuti. Quindi queste saranno le nostre linee guida per il rinnovo di questi consiglieri di amministrazione di queste importantissime società. Un futuro di speranza auspichiamo. Ringraziamo il senatore Gianni Girotto, senatore 5 Stelle, presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, e l'appuntamento per una delle prossime pillole. Grazie. Certamente, direttore, grazie. Un saluto a tutti. Veneto 1 con voi. Focus Attualità.